Oggi è il giorno dell'incontro del cartello sociale che ha organizzato la megamarcia dello scorso 25 gennaio con il vice ministro Cancelleri. Elezioni in Sicilia, al voto 61 comuni il prossimo 24 maggio, data fissata dal governo Musumeci. Agrigentina compie 100 anni, grande festa a Cannatello per nonna Alfonsa Putrone, presente il vice sindaco. Nel calcio atteso il derby Acragas-Canicattì, i biancazzurri hanno un nuovo vicepresidente, la Fortitudo gioca in casa contro l'Eurobasket Roma. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il vice ministro Cancelleri incontra il cartello sociale, ANAS, sindaci, associazioni ed ex province in prefettura ad Agrigento sull'isolamento viario e infrastrutturale. Il nostro direttore Arturo Cantello. Continuano questi tavoli importanti, però quello che vediamo è che il viadotto Petrusa del ponte Petrusa si è fermato, quindi ulteriori problemi, la gente protesta, però purtroppo l'ANAS e lo Stato non dà risposte adeguate. Bisogna distinguere tra l'aspirazione dei cittadini legittima ad avere servizi che funzionano e la complessità delle cose e delle procedure da seguire. Oggi abbiamo di nuovo la presenza del vice ministro Cancelleri qui ad Agrigento, che, come dicevo anche in occasione della precedente riunione, è un segno a mio parere di grande rilevanza che dimostra l'attenzione dello Stato. Io non me la sento di dire che manca lo Stato, che non ci sia attenzione a questi problemi. Abbiamo comunque norme e procedure da seguire e da rispettare e a questo non possiamo derogare in nessuna maniera. Diverso è il discorso di prendere in considerazione possibili misure di natura straordinaria, ma su questo, ripeto, il dialogo tra gli amministratori agrigentini e la componente di governo espressa dal ministro Cancelleri è secondo me la strada giusta per tentare di avviare a soluzione i molti problemi che sono sul tappeto. Mi auguro che l'incontro di oggi sia un incontro per avere delle risposte certe. Noi abbiamo presentato un documento preparatorio a questo incontro dove chiediamo risposte concrete per la 189, sulla 640, se ci saranno degli interventi sulla 115, a che punto è la situazione del Ponte Morandi e qual è la vera realtà della Petrusa, perché a sentire l'ANAS dice una cosa, a sentire l'impresa dice un'altra cosa. Speriamo che il Vice Ministro oggi ci dica realmente come stiano concretamente le cose. Penso che l'ottimismo della marcia si stia un po' affievolendo. No, se pensiamo che l'ottimismo della marcia debba vedere ogni giorno 5.000 persone per strade, allora sì, ma noi non affievoliremo il nostro impegno perché quella era una tappa, questa è un'altra tappa, ce ne saranno altre che ci vedranno a dei tavoli tecnici per continuare in maniera concreta. Se non sarete soddisfatti delle risposte del Ministro, che tipo di azione di protesta continuerete? Noi faremo sapere e vedere qual è ancora, se ce ne fosse bisogno, l'atteggiamento del cittadino, perché è chiaro che se dopo una manifestazione come quella che c'è stata ci saranno risposte negative, credo che già la risposta c'è ed è negativa da parte invece di chi deve dare risposte positive. C'è molto pessimismo, ma c'è molta aria di riscatto. In questi giorni stanno nascendo molti comitati spontanei, molta cittadinanza attiva che vuole riscattarsi da questa martoriata terra. La manifestazione del 25 aprile è stato un primo momento molto significativo. Col cartello sociale abbiamo dato l'input per una grande protesta popolare. Oggi dobbiamo continuare su quella scia, dobbiamo continuare inesorabilmente verso quel percorso virtuoso che ci deve portare a uscire dall'isolamento. La zona della montagna ci sarà con forza, con determinazione, perché dobbiamo uscire da quella marginalità che purtroppo oggi affligge tanti comuni dell'Agrigentino. Non può esserci sviluppo, non può esserci competitività, non può esserci turismo senza un'adeguata rete infrastrutturale. C'è uno scaricabarile sul ponte Petrusa. L'ANAS qualche giorno fa sosteneva che la responsabilità era dell'azienda che non aveva le risorse economiche per noleggiare una gru per posizionare i pilastri, le travi.
Subito dopo è arrivata la smentita da parte della ditta che diceva che non erano problemi finanziari ma erano problemi legati a aspetti tecnici. Allora, oggi noi chiediamo di smettere questo atteggiamento e di dare le risposte e le soluzioni e di consegnare il ponte Petrusa alla città, ai cittadini e al territorio. Oggi dal Ministro noi ci aspettiamo risposte, quindi già l'abbiamo incontrato prima della manifestazione, prima del 25, lui aveva detto che per oggi doveva essere una riunione tecnica, quindi per affrontare nel merito i problemi, oggi quindi attendiamo di esprimerci, quindi di dare un giudizio rispetto all'incontro di oggi per vedere cosa ne esce fuori. Il ritardo di oltre 2 ore è arrivato in prefettura ad Agrigento il ministro Cancellieri per incontrare i sindaci, i sindacati e la Chiesa dopo la marcia degli indignati svoltasi recentemente ad Agrigento, organizzata dal cartello sociale con in testa Don Mario Sorce, che hanno rivendicato il totale abbandono delle vie di comunicazione nella nostra provincia, le strade, i viadotti, i ponti, tutto quanto che da anni vede opere e strutture viarie totalmente abbandonate a se stesse. Oggi in prefettura anche il responsabile dell'ANAS, ingegnere Meli, azienda che si occupa della manutenzione delle principali arterie stradali. Il ministro Cancellieri ha preso a cuore il problema, ha dichiarato ai tanti sindaci presenti in prefettura che ogni mese ci sarà un incontro per relazionare sullo stato delle cose. Chiedo infatti al prefetto l'opportunità e avere pazienza. Da oggi ci relazioneremo quotidianamente ed evitare lamentele quotidiane sulla stampa. Dobbiamo insieme lavorare per fornire risultati in un territorio prontamente su ogni cantiere che presenterà problematiche in modo da intervenire subito. Quindi l'intervento dei sindaci della nostra provincia che hanno esposto le problematiche viarie del proprio comune e sollecitato Cancellieri a dare risposte immediate. Quindi Don Mario Sorce, che ha preso la parola per comunicare la proposta di costituire un tavolo tecnico alla presenza di esponenti del Genio Civile, dell'assessorato ai trasporti e di qualche sindaco. L'ingegnere Melli dell'ANAS ha ribadito che l'azienda statale sarà sempre a fianco dei sindaci per dare le risposte che interessano la nostra provincia. Praticamente a scrivere anche delle date in maniera tale che vediamo di poterle rispettare una per una. Dopodiché per i singoli interventi, quelli più piccoli, la Mare Monti, della quale chiaramente già abbiamo cominciato ad affrontare la questione e della quale vi devo dire che personalmente ne ho compreso, non la conoscevo, ma nell'incontro che abbiamo avuto a Roma ne ho compreso l'assoluta necessità. Quella strada si deve fare perché completa, ma soprattutto darà anche una importanza maggiore alla viabilità che avete qui in questa provincia. Quindi su questo c'è un impegno specifico anche da parte di voi. E allora mancano soltanto i punti dei comuni, quindi lì si deve andare a fare questa situazione, per cui ora vedo di sentire i due, il commissario del comune Casteltermine e il sindaco di Campofranco, per riuscire ad avere queste cose il più breve tempo possibile. Però è chiaro che anche voi, i comuni limitrofi, i sindaci, fategli una telefonata a sto vostro collega. Elezioni amministrative in Sicilia, 61 comuni al voto il 24 maggio, i dettagli nel servizio. Circa 750.000 siciliani saranno chiamati al voto il 24 maggio. Si svolgeranno in quella data, infatti, le elezioni amministrative in 61 comuni della Sicilia. Lo ha deciso il governo Musumeci, che ha fissato per il 7 giugno la data dell'eventuale ballottaggio. Gli unici capoluoghi di provincia che andranno alle urne sono Agrigento ed Enna. Oltre che nei comuni il cui rinnovo degli organi amministrativi era fissato già per scadenza naturale, 53 enti, si voterà anticipatamente anche a Casteltermine in provincia di Agrigento, San Pietro Clarenza nel Catanese, Partinico e Termini Imerese in provincia di Palermo e Floridia nel Siracusano, attualmente commissariati, e a Camastra nell'Agrigentino, Bonpensiero in provincia di Caltanissette e Trecastagni nel Catanese, sciolti in precedenza per mafia dal Consiglio dei Ministri. Tra i comuni più grandi coinvolti, oltre ai due capoluoghi, ci sono Marsala nel Trapanese, Barcellona e Milazzo in provincia di Messina, Carini e Partinico nel Palermitano e Augusta in provincia di Siracusa. A essere eletti saranno 860 consiglieri. In provincia di Agrigento sono 8 i comuni che andranno al voto. Il capoluogo, Camastra, Cammarata, Casteltermini, Raffadali, Realmonte, Ribera e Siculiana.
Nel carcere Pasquale Di Lorenzo ad Agrigento, in contrada Petrusa, una detenuta per ragioni al momento ignote ha appiccato un incendio all'interno della sua cella. Sono subito intervenuti gli agenti della polizia penitenziaria che hanno spento il fuoco prima che divampasse. La donna è stata trasferita in isolamento. Nel frattempo, durante l'ora d'aria, si è scatenata una rissa tra una decina di detenuti. Un immigrato africano è stato soccorso in ospedale. Tumori del sangue, la regione siciliana dà il via ad una nuova cura senza chemioterapia. C'è il servizio. Dopo l'approvazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, la Regione Siciliana ha dato il via alla prescrivibilità e rimborsabilità di un nuovo trattamento senza chemioterapia e con durata fissa per chi soffre di leucemia linfatica cronica, grave tumore del sangue che colpisce oltre 1.200 italiani ogni anno. Finalmente è disponibile la combinazione di Venetoclax e Rituximab, spiega il professore Francesco Di Raimondo, direttore ematologico al Policlinico di Catania, un'innovativa classe di farmaci in grado di aumentare le remissioni complete e il tasso di risposta complessivo nei pazienti che non hanno risposto alle terapie precedenti. Adesso è rimborsata dalla Regione e per la prima volta può essere prescritta per una durata limitata e non a vita, ovvero dopo 24 mesi i malati potranno interromperne l'assunzione. Questo tipo di leucemia colpisce midollo osseo, sangue e strutture linfatiche con una incidenza in ascesa vertiginosa nella terza età, con prognosi spesso sfavorevole. La nuova combinazione inibisce in maniera selettiva la funzione della proteina BCL2 e quindi attiva la morte programmata delle cellule tumorali, incluse le cellule cancerose. Inoltre, controlla eventuali effetti collaterali. L'ematologia italiana gode di centri specializzati ed eccellenti come la divisione di ematologia del Policlinico Catanese, riferimento nazionale ed esempio di integrazione tra ricerca, diagnostica avanzata e clinica. Seguiamo circa 400 pazienti affetti da questa patologia, proseguì Di Raimondo, circa 100 in trattamento con vari approcci terapeutici. La novità terapeutica consentirà di vivere più a lungo, interrompendo i farmaci dopo 2 anni, oltre ad avere un costo definito, quindi un risparmio per la spesa pubblica. Ha compiuto 100 anni e ha ricevuto la visita dell'amministrazione comunale Grande Festa a Cannatello in onore dell'agrigentina Alfonsa Putrone, vedova Gallo, la centenaria madre di 3 figli, nonna di 7 nipoti e bisnonna di 5 nipotini. È nata ad Agrigento il 7 febbraio del 1920. Nonna Alfonsa, terza di 5 figli, ha vissuto l'infanzia senza il padre, impegnato prima in guerra e poi per lungo tempo prigioniero in Africa. Abile sarta, per un ventennio la signora aveva portato avanti con entusiasmo un piccolo laboratorio sartoriale. Dopo la morte del marito, avvenuta 30 anni fa, nonna Alfonso ha continuato a vivere da sola a casa propria, circondata dall'affetto dei figli e dei nipoti. Ancora molto lucida, Alfonsa Putrone durante i festeggiamenti ha ricevuto la visita ufficiale del vice sindaco di Agrigento, Elisa Vironi. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Martedì prossimo, 11 febbraio, a Palermo si svolgerà una seduta della Commissione Territorio e Ambiente dell'Assemblea regionale presieduta da Giussi Savarino sulla tutela e gestione della Scala dei Turchi a Realmonte. L'audizione è stata richiesta dai deputati regionali 5 Stelle Giovanni Di Caro e Roberta Schillaci. Sarà presente l'assessore regionale Cordaro e sono stati invitati anche il proprietario privato Ferdinando Sciabarrà e le associazioni Mare Amico, Mare Vivo e Scala dei Turchi e anche la soprintendenza. Anche per quest'anno la caccia è finita, gli animali selvatici scampati a questi 5 mesi di piombo possono tirare un sospiro di sollievo, ma non solo loro, anche noi possiamo tornare a passeggiare per i boschi e colline senza correre il rischio di essere uccisi o feriti dai cacciatori. Come sempre la stagione venatoria appena conclusa lascia dietro di sé una lunga scia di sangue anche tra le specie protette. C'è il servizio. Dopo 5 mesi si è chiusa la stagione venatoria che in Sicilia era iniziata il 1 settembre. Per Legambiente, l'IPU e WWF Sicilia si chiudono al trono nero per gli animali selvatici. In questa stagione si è di nuovo scatenato un mix micidiale sulla fauna, specie protette prese di mira, modifiche a deroghe del calendario venatorio arbitrarie e non supportate dal punto di vista tecnico-scientifico, controllo del territorio sostanzialmente inesistente che ha lasciato terreno libero ai cacciatori di frodo. Ne sono tragica dimostrazione l'impennata di ricoveri
di animali protetti, nei centri di recupero della fauna selvatica che coincide con la stagione venatoria e i continui gravi casi di bracconaggio. Dopo pochi giorni di apertura della caccia, ad esempio, nel Trapanese è stato preso a fucilate un esemplare super protetto di falco peccaiolo. In provincia di Agrigento a novembre è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco una rara aquila di Bonelli munita di trasmettitore satellitare perché costantemente monitorata dal progetto europeo Life con Rasi, e si tratta di una minima parte di quello che probabilmente avviene sul territorio non controllato. In questo contesto di caccia illegale si innesca anche la situazione del complessivo indebolimento dei controlli venatori. Il Corpo Forestale Regionale, specificatamente preposto alla materia, è ridotto ai minimi termini e ormai non è in grado di garantire una vigilanza settimanale ed estesa su tutto il territorio. Le altre forze di polizia sono sempre più impegnate negli ordinari servizi urbani istituzionali e con organici sempre ridotti rispetto alle esigenze del territorio. Quello della caccia in Sicilia, quindi, è un sistema fuori controllo. Le leggi e calendari venatori prevedono sulla carta limitazioni, divieti e prescrizioni, ma nelle campagne, concretamente, chi imbraccia un fucile ha relativa certezza di poterle violare impunemente senza incappare in alcun controllo. Per questo Legambiente, l'IPU e WWF chiedono che la Regione siciliana si attivi per dare immediata applicazione alle misure previste dal Piano d'Azione Nazionale per il contrasto agli illeciti contro gli uccelli, che individua la Sicilia come una delle aree italiane prioritarie nella lotta al bracconaggio, ove la carenza di controlli nell'ambito venatorio rischia di determinare la distruzione del patrimonio della fauna migratrice comunitaria che transita nel Mediterraneo. L'avvocato Giancarlo Rosato è il nuovo vicepresidente della società Acragas Calcio, prende il posto lasciato da Gero Bruccoleri. Vi mostriamo la lunga conferenza stampa di presentazione seguita questa mattina da Carmelo Lentini. Ci sono novità in casa Acragas e il presidente Giovanni Castronovo ce lo spiega che cosa è successo. Allora, in relazione agli incontri di cui avevamo parlato, dei quali ovviamente non abbiamo fatto cenno dei soggetti che erano coinvolti finché non avevamo raggiunto l'accordo dell'ufficialità, oggi ho il piacere di presentare quello che sarà il nuovo vicepresidente insieme a Totò Bottone dell'Acragas, che va a completare l'organico societario che era rimasto vacante con la figura di vicepresidente. L'avvocato Giancarlo Rosato, nonché un amico da tanti anni, non ha bisogno di presentazioni perché è stato nell'Acragas già diversi anni fa, quindi è una persona che si è messa subito a disposizione perché ha capito che l'Acragas aveva bisogno e lui da buon agregantino non ha tentennato neppure un attimo a dare il suo contributo, e quindi oggi con molto orgoglio lo voglio presentare perché allarga la compagine societaria, conferisce ulteriore prestigio alla compagine biancazzurra e completa appunto dei posti che erano vacanti. C'è anche un'altra figura che poi andremo a presentare domani, che oggi per ragioni di lavoro non è presente, però lo posso dire tranquillamente. Si tratta di Paolo Barone, che è un imprenditore originario di Bivona, che fa parte di un gruppo di ragazzi di Bivona che si sono avvicinati all'Acragas, tant'è che la sponsorizzazione Sigil Food che vedete nelle magliette è diciamo frutto del loro impegno e della loro vicinanza all'Acragas. Anche lui diciamo, come dire, scende in campo in prima persona e andrà a ricoprire il ruolo di direttore generale, anche questo è un posto vacante, in maniera tale che così andiamo a rinforzare l'organigramma societario. Siamo in più persone che si spendono per l'Acragas, perché ultimamente, senza volerne a nessuno, ma l'Acragas è nelle mani mie e di Ernesto Russello, che ha fatto un lavoro egregio al di là di quelli che erano i suoi compiti, perché lui ufficialmente è direttore sportivo, però è tutto fare, diciamo era anche presidente in pectore, si può dire, nel momento soprattutto che io, vivendo a Palermo, non potevo quotidianamente seguire le sorti dell'Acragas, quindi abbiamo inserito non chiunque, perché vi devo dire che qualche altro soggetto si è avvicinato, ma noi ritenevamo che non avesse lo spessore umano e culturale delle persone che abbiamo avvicinato, perché ci tengo a fare selezione di soggetti che devono essere puliti, di soggetti che sono spendibili, di soggetti soprattutto che hanno a cuore le sorti dell'Acragas, perché il calcio è passione, non è business, non è interessi, non è ricerca della soddisfazione personale, è un qualcosa che per vocazione
facciamo mettendoci a disposizione della città, perché noi siamo i primi tifosi dell'Agragas e quindi lo facciamo con spirito di servizio, di abnegazione, senza chiedere nulla in cambio, se non l'affetto dei tifosi e della città, che ci auguriamo domani più che mai si stringa attorno alla squadra. Innanzitutto io non potevo non accogliere con soddisfazione, orgoglio l'invito di Giovanni, e per i rapporti amicali che ci legano da anni, anche a livello familiare. E a maggior ragione non potevo dire di no nel momento in cui vengo sollecitato rispetto ad un percorso che dal mio punto di vista deve essere condotto secondo regole, discipline e prospettive un po' diverse e sicuramente migliorative. Non è la prima esperienza per me, il caso vuole che il mio coinvolgimento coincida quasi sempre con momenti in cui si riflette sulla ristrutturazione dell'assetto societario, sulla riorganizzazione, su una prospettiva di coinvolgimento anche di soggetti che oggi sono stati magari lontani da quest'ambito. Allora io non posso che vivere questo momento come un riprendere delle vicende da dove le abbiamo lasciate qualche anno fa. Mi piace ricordare che in un grande momento di difficoltà dell'Agragas, grazie all'iniziativa di Giovanni, che allora era presidente dell'Agrigentina, buttammo le basi per fare la fusione tra le due squadre di Agrigento, l'Agragas e l'Agrigentina. Da quella fusione venne fuori l'USD Agragas Città dei Templi. Quello fu il primo campionato di eccellenza con mister Montalbano e Pino Raffaele. L'anno successivo poi trasformammo quell'associazione sportiva in SRL e si diede l'avvio ad un percorso che è stato fortunato e avvincente, no? Sotto Rigoli, Feola e altri. Poi insomma è finita come è finita, ma non stiamo qui a parlare delle disavventure del passato, ma parliamo invece di prospettive rosee per il futuro. Io ho sempre pensato che il calcio dilettantistico è dilettantistico fino ad un certo punto. Il risultato sportivo è figlio di un'organizzazione che non è dentro il terreno di gioco, è fuori il terreno di gioco, è fatto di confronto, fatto di approfondimento, fatto di lungimiranza. E allora, siccome abbiamo avuto la fortuna di riscontrare l'interessamento appassionato anche di altri soggetti, di altri amici che ci vogliono accompagnare in questa avventura, ci è sembrato e mi è sembrato giusto e appropriato immaginare sin d'ora che l'apporto di nuove risorse, non solo in termini economici, debba essere inserito in un quadro di riorganizzazione che debba necessariamente passare attraverso la trasformazione. Personalmente penso che per il calcio moderno, anche dilettantistico, la forma giuridica dell'associazione non riconosciuta onestamente non sia più appropriata per essere proposta come strumento di coinvolgimento di altri soggetti. Siccome noi veniamo da esperienze invece fortunate, che sono quelle che illustravo prima, cioè le trasformazioni delle associazioni dilettantistiche in SRL, che hanno dato poi là anche a percorsi di successo sportivo che non sono poi così lontani nel tempo, perché non replicare? Allora, replichiamo con l'impegno di organizzare la società in modo più funzionale, in modo più moderno, in modo anche giuridicamente dal mio punto di vista più confacente alle prospettive e agli obiettivi che la società si pone. Oggi dobbiamo condurre in porto il campionato e lo faremo con assoluta serenità. Di sicuro vi posso dire che da giugno in avanti ci sarà una prospettiva che indubbiamente richiamerà molti più appassionati e metteremo su un modello che possa sollecitare la curiosità e la passione di chi fino ad ora magari ha deciso un po' di stare ai margini. Ecco, il nostro compito è dare gli strumenti per dire: guardate che questo gruppo di persone, di amici, di sportivi, di professionisti, abbiamo in mente di fare qualcosa di buono, qualcosa di bello, qualcosa di
trasparente. Nella sede del distretto turistico Valle dei Templi, al Viale della Vittoria ad Agrigento, si è riunita l'assemblea dei soci pubblici e privati presieduta dal vice sindaco di Agrigento Elisa Virone. All'unanimità è stato nominato amministratore del distretto l'imprenditore Fabrizio Lagaipa, che subentra a Gaetano Pendolino, cofondatore del distretto. Confermata la presidenza del sindaco di Agrigento Lillo Firetto, vicepresidente è stato eletto Domenico Ueli, sindaco di Santa Elisabetta. Lunedì 10 febbraio prossimo, giorno del ricordo, istituito con legge numero 92 il 30 marzo del 2004, in memoria della tragedia causata dal regime comunista del maresciallo jugoslavo Tito, in danno agli italiani, alle vittime delle foibe e per ricordare l'esodo degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine nell'Italia del nord-est. Un amaro anniversario, nonostante tentativi revisionisti portati a minimizzare un dramma che ha colpito migliaia di italiani vittime di un regime rosso. In questi giorni in alcune zone d'Italia si sono registrati anche gesti inconsulti, come vandalizzare alcune stele in ricordo di quei martiri. In questi anni il cantautore Simone Cristicchi, vincitore dell'edizione di Sanremo nel 2007, è stato anche impegnato nel portare avanti uno spettacolo teatrale dal titolo Esodo, che pone l'accento sull'odio e sull'intolleranza dei partigiani del comunista Tito. E per questa motivazione alta e nobile, martedì 18 febbraio prossimo riceverà ad Assisi un premio ad hoc. Significative le parole del grande campione internazionale della box, Nino Benvenuti, lui triestino doc che affidandosi a un post ha affermato: è il dramma di un popolo dimenticato, la cui storia è stata oscurata per anni, cancellata dai libri, negata. Solo la forza di chi non ha mai abbassato la testa, di chi nonostante tutto ha conservato la propria dignità, di chi non si è mai arreso, ha ridato voce a tutti noi, istriani, fiumani e dalmati, anzi italiani. Sì, perché lo eravamo prima e lo siamo oggi, italiani. Ma ascoltiamo adesso in merito una dichiarazione della parlamentare nazionale Carolina Varchi. La destra italiana si è distinta negli anni trascorsi per una strenua difesa della verità. Foibe che ormai vengono riconosciute come una delle pagine più buie della storia d'Italia, nel confine al nord-est. Come dicevo, la destra storica italiana si è sempre battuta per il riconoscimento di questa importante verità storica che per decenni è stata negata finanche dai libri che venivano adottati nelle nostre scuole superiori. Adesso per fortuna la verità è emersa, lo sforzo di tutti deve essere di farla diventare una verità condivisa. Ecco perché Fratelli d'Italia promuove su tutto il territorio nazionale numerose iniziative, anche in collaborazione con comitati sorti negli anni come il Comitato 10 febbraio, affinché la verità sulle foibe non venga più negata. La Sicilia è stata protagonista dell'accoglienza in quel caso, perché moltissimi esuli giuliano-dalmati trovarono accoglienza in Sicilia. In molti comuni della Sicilia vi sono delle importanti comunità di eredi appunto di vittime delle foibe o di esuli che scapparono appunto per fuggire a morte certa. Quindi sicuramente la Sicilia, sotto questo aspetto, avendo avuto e avendo vissuto sulla sua pelle l'accoglienza di tutte queste persone, ha fatto meno fatica di altre regioni ad ammettere la verità storica, ossia che fu il più grande genocidio in danno degli italiani perpetrato dal regime comunista. È stata una grande colpa, quella della storiografia ufficiale, di avere nascosto per tantissimi anni, soprattutto alle giovani generazioni che quegli anni non li avevano vissuti, questa verità. Proprio qualche settimana fa è morto Giampaolo Pansa, che certamente ha contribuito affinché emergesse una verità alternativa rispetto ai fatti della prima metà del XX secolo. Chiudo ricordando la manifestazione organizzata dalla Prefettura di Trapani, sempre nella giornata di lunedì 10 febbraio prossimo, con inizio alle ore 17, durante la quale verranno consegnate ai congiunti le onorificenze in memoria di quanti vittime delle foibe della provincia di Trapani. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Adesso parliamo dei prossimi appuntamenti agonistici, le sfide di eccellenza e promozione con Carmelo Lentini. La 21ª giornata di eccellenza propone 3 anticipi molto interessanti ai fini della zona playoff. La Pro Favara gioca sul campo del CUS Palermo, il Geraci torna a giocare in casa ospitando i ragazzini della Cefaledium, infine la Parmonval se la vedrà all'Omonaco di Mondello con l'Alcamo.
Domani, domenica, invece, sarà la giornata clou con il derby Acregas-Canicattì, mentre il capolista Dattilo sarà di scena a Campofango contro il locale Sporting Vallone. Infine, altra gara di cartello sarà di scena a Mazzara, dove a scendere in campo sarà l'Oratorio Marineo. Ritornando al match dell'Esseneto, il difensore biancola sarà l'unico assente nella sfida contro il Canicattì di Pippo Romano, mentre si aggiunge alla lista dei diffidati il centrocampista Giuseppe Pierrone. Ospiti biancorossi invece a gran completo, seguiti da una larga rappresentanza di tifosi in curva nord. L'arbitro arriva da Albano Laziale e si chiama Michele Sgro. Suoi assistenti saranno Antonio Alessio Di Paola di Catania e Sebastiano Antonio Grasso di Acireale. È un derby storico che si ripropone dopo diversi anni, ma ricordiamo anche la gara dell'andata di cui tu non eri il tecnico allora, che terminò 1-1. Che gara ti attendi? Chiaro che sarà una gara tosta, una gara, diciamo, in gergo sportivo da uomini, da combattenti. Mi auguro che sarà anche un buon calcio come quello che abbiamo fatto domenica scorsa anche a San Cataldo. Aspetta una partita similare, solo questa volta siamo in casa, l'unica differenza è che siamo davanti al nostro pubblico ed è chiaro che noi dobbiamo provare a centrare l'obiettivo senza tanto provare, dobbiamo essere così determinati, c'è fiducia attorno alla squadra, sta dimostrando di giocarsela con tutte e quindi sarà una partita difficilissima da affrontare, ma abbiamo tutte le caratteristiche, la carta di regola per poter essere determinanti e determinati. In formazione ci saranno delle novità oppure pensi di riconfermare l'11 visto in queste ultime gare? Come solito mio, la formazione prima la dico ai ragazzi e poi la dico ai giornali, però grossi cambiamenti non ne prevedo. La squadra sta quasi tutta bene, abbiamo uno squalificato che è Biancola, poi gli altri sono tutti disponibili, i ragazzi stanno tutti bene, quindi presumo che saranno abbastanza carichi anche. Mi augurerei anche di non fare esasperazione da questo punto di vista del carico della responsabilità della partita, perché una gara così importante va anche riflessa, ci devono essere anche delle riflessioni in campo e non andare a eccedere per evitare di fare qualche disturbo a noi stessi, quindi lo sapete come succede, avete visto la partita col Dattilo in casa, è bastata una piccola scintilla e sono stati 4 espulsi, non vorrei ricadere in queste situazioni, mi auguro che la squadra invece si esprima al meglio come sa fare dal punto di vista del gioco. Campionato di promozione Girone A, turno importante per le due battistrada agrigentine, vale a dire Casteltermini ed Unitas Sciacca. Più problematico ed imprevedibile è ciò che uscirà fuori dal rettangolo di gioco di Lercarafriddi, dove sarà di scena proprio l'Unitas Sciacca, che dovrà duellare contro un avversario tosto e duro a morire. I padroni di casa rappresentano un gruppo molto agguerrito, che si ritrova in quinta posizione ed intende salire più in alto possibile. Saccenzi gasati però per il largo margine di punti sul diretto avversario Casteltermini, che ricordiamo attende l'esito del ricorso presentato contro il Partinica Audace per ottenere la vittoria a tavolino. In caso positivo da parte della Lega, la compagine di Pino La Bianca si ritroverebbe nuovamente in vetta, sempre che riuscisse a superare l'avversario di turno rappresentato dalla Nissa. Questo sabato si anticipano anche 2 gare, Casteldaccia Camarat e Folgore San Vitolo Capo. Infine le altre 2 agrigentine giocano rispettivamente l'Empedoclina in casa con la SD Casteldaccia e la Gattoparda sul proprio campo con l'insidiosa e lanciatissima Mazzarese. Dopo la straordinaria vittoria al Pala Moncada contro Bergamo 85-65 nel turno infrasettimanale di campionato di Serie A2 di mercoledì scorso, adesso la Fortitudo Basket, allenata da Davis Cagnardi, incontra Eurobasket Roma. La partita si giocherà domani, domenica 9 febbraio, al Pala Moncada di Porto Empedocle alle ore 18. Vediamo. A discapito dei punti poi che realizzi, però diciamo che il tuo contributo in difesa è forse più prezioso. Diciamo che io sono un tiratore principalmente, ci sono periodi e periodi. Il tiratore, come un qualsiasi altro tiratore,
In alcuni periodi tira tutto e segna tutto, in altri invece è un momento tra virgolette di crisi, possiamo chiamarla. Allora, io come posso essere utile alla mia squadra se il mio tiro non va bene? Facendo altre cose, cercando di fare altre cose. E magari ho tentato principalmente di essere più stabile in difesa, così da potermi meritare più minuti in campo, da stare e aiutare la squadra. Per questo penso principalmente sia stato un po' questo cambio. Sì, una metamorfosi. Sì, tra virgolette. Il tiro comunque prima o poi torna. Bisogna solo stare sereni e è veramente ciò che sto cercando di fare, solo che ci vuole un po' di tempo. Liberare la testa, non pensare agli errori e poi tutto torna normale. Però come dicevamo sei prezioso comunque. Veramente contento, grazie di questo ringraziamento. La verità. E speriamo onestamente di continuare così, perché se stiamo facendo un ottimo campionato e possiamo fare grandi cose, speriamo di continuare, davvero. Cosa ti senti di chiedere ai tifosi per domani? Di essere più presenti. Mercoledì c'erano poche persone e questo è un po' fatto male, devo dire onestamente, anche perché stiamo facendo un ottimo lavoro di squadra e ci meritiamo, stiamo mettendo tanto impegno e so che a noi farebbe piacere vedere più persone al palazzetto, questo assolutamente. Allora, noi siamo un gruppo giovane, non è che manchi qualcosa, perché ci mettiamo un sacco di impegno, effort si dice in inglese, e miglioriamo in continuazione. Forse la cura dei dettagli è quello che il nostro coach ci dice ogni giorno, giornalmente, di curare il più possibile. Perché questo ti fa il salto, il gradino in più, ti fa fare il salto di qualità ancora più velocemente. E se riusciamo a migliorare la nostra qualità, riusciamo a diventare una squadra ancora più forte. Quindi questo principalmente, l'attenzione particolare. Dico, il gruppo è incredibile, onestamente. Sono tutti bravissimi ragazzi, anche lo staff, la dirigenza, tutti super. Cioè, ci troviamo bene, usciamo assieme, stiamo bene tra di noi, è incredibile sta cosa e questo è probabilmente il nostro punto forte della squadra. Sono con noi quotidianamente, ogni giorno e non hanno mai avuto l'occasione di entrare in un campo di Serie A, esordire così. Quindi entrano in campo ci cerca di fargli fare i primi punti, è un'emozione incredibile, ognuno se lo ricorda, il primo canestro in Serie A. È stato bellissimo anche per noi. Cioè, devo dire, sono proprio felice per loro, se lo meritano. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.